Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo nel Lazio alla scoperta di Nespolo in provincia di Rieti, il comune che fa della natura il suo punto di forza, si trova a 886 metri sul livello del mare e conta circa 200 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi Nespolo! Iniziamo il nostro itinerario a Nespolo con il sindaco Luigino Cavallari. Allora, ci presenti il comune di Nespolo? Presentare il comune di Nespolo sicuramente è un bellissimo un paese piccolino, però graziosissimo, un paese immerso nel verde dove tutti quanti possono venire un pochettino a ossigenarsi, a scaricarsi delle tensioni che molto spesso le grandi città e soprattutto Roma, che sta a 2 passi qui da Nespolo, ha e quindi crea in tante persone. Quindi un punto dove venire a meditare, a respirare, a rifocillarsi, a rigenerare la mente. È una stazione climatica particolare perché il clima di Nespolo è temperato, non fa mai troppo freddo e mai troppo caldo. È riparato praticamente dalle montagne e nello stesso tempo vediamo le montagne. Si vede il Monte Cervia in una maniera spettacolare, forse il punto di osservazione migliore, sia del Cervia che del Monte Navegna, che sono la riserva di cui fa parte questo piccolo borgo. Siamo 9 paesi, è un punto di partenza per poter raggiungere tutti quanti gli altri punti. Abbiamo un bellissimo mulino, una bellissima chiesa e soprattutto abbiamo tantissime case che potrebbero essere utilizzate ai fini turistici per tante persone. Addirittura avete 2 borghi? Abbiamo 2 borghi, sì, perché originariamente il paese è nato dalla confluenza di 3 agglomerati che erano nei dintorni e che per motivi appunto anche di sopravvivenza si sono uniti in questa zona, che è una zona che intorno al 1024-1064, perché si parla all'abbazia Farfense dell'Acqua Nespoli, di questa zona, perché il territorio di Nespolo faceva parte appunto dell'abbazia di Farfa. Quindi si sono creati questi 2 piccoli agglomerati che erano uniti prima da una strada adesso in disuso, che è la strada del Cancello, e che speriamo insomma di rimettere a posto e di riportarla agli antichi splendori anche come passeggiata, perché rimane proprio in mezzo agli alberi. Per quanto riguarda gli abitanti, intorno ai 200 abitanti. 200 abitanti. Siete tra i più piccoli del Lazio, immagino. Siamo tra i più piccoli del Lazio, non proprio i più piccoli, però sicuramente tra i più piccoli. Abbiamo anche molte persone che vogliono rimanere qui a Nespolo, quindi aspettiamo tante altre persone e perché no, anche chi lo scelga come punto di riferimento
tutto quanto l'anno. Parlava di radici e qui nel Gonfalone abbiamo anche la radice cristiana, abbiamo San Sebastiano. Sì, Nespolo ha una grossa tradizione per San Sebastiano. Il 20 di gennaio appunto c'è la festa di San Sebastiano, del patrono. L'abbiamo spostato alla prima domenica dopo la festa, però ecco c'è un legame particolare con San Sebastiano. Anche addirittura il Gonfalone porta il momento del martirio ed è una cosa forse che pochi paesi hanno, però è come dire, questo era un desiderio dei nespolesi in onore proprio del santo patrono. Poi c'è l'albero che rappresenta la natura. Certo, l'albero che rappresenta la natura e che potrebbe essere il castagno, perché il castagno è stato l'albero che da un punto di vista economico ha aiutato Nespolo, cioè tutte quante le famiglie avevano i loro castagneti e con il raccolto delle castagne andavano avanti durante tutto quanto l'anno. Tant'è vero che sulle castagne qui a Nespolo c'erano importanti commercianti che le esportavano anche all'estero. Tra l'altro il territorio di Nespolo è attraversato dal cammino di San Pietro l'Eremita, che parte da Rocca di Botte e poi dopo segue Carsoli, Tufo, Nespolo, Collalto. È uno dei 3 anelli del percorso di San Pietro l'Eremita. Poi c'era anche la tradizione della canapa e a ricordo abbiamo un vecchio telaio. Sì, la canapa era un'altra risorsa importante e questo telaio è un telaio che ho fatto mettere io proprio qui, in ricordo di questa vecchia tradizione, perché quasi tutte le case avevano un telaio. Ci facevano tutto, dai sacchi praticamente per le castagne alle lenzuola, tutto quanto con la canapa, insomma. Una domanda che facciamo sempre al primo cittadino: che cos'è Nespolo per lei? Allora, io sono primo cittadino non a caso, perché sono di Nespolo, sono nato qui a Nespolo e Nespolo per me è tutto, è il mio passato, il mio presente e sarà il mio futuro. E quindi voglio un bene infinito a Nespolo e ai nespolesi. Vogliamo allora concludere il nostro incontro con un invito? L'invito che io faccio, ecco, a tutte quante quelle persone che avranno modo, grazie anche alla vostra trasmissione, di conoscere Nespolo, si incuriosiscano e ci vengano praticamente a trovare. Qui abbiamo tante cose da potergli offrire, ma soprattutto avranno, come dire, la nostra accoglienza. Grazie Sindaco, e noi continuiamo il nostro itinerario alla scoperta delle eccellenze di Nespolo. E a Nespolo anche l'itinerario del gusto merita interesse e andiamo a presentarlo con Alessandra Salvati, ristoratrice, l'unico ristorante di Nespolo. Vediamo quando siete nati voi. Buongiorno,
Noi siamo nati nel 1988 e abbiamo aperto questo ristorante, i miei genitori. Diciamo che è stata un po' una scommessa tra amici. Avevamo questo locale, mio padre a suo tempo aveva un'impresa edile e metteva, diciamo, qui la sua attrezzatura e abbiamo deciso di fare questo locale. I miei genitori mi hanno aiutato tantissimo, mi hanno insegnato tutto il mestiere e così oggi mi ritrovo a continuare la tradizione di famiglia. Io inizierei subito a presentare i prodotti dell'orto, perché qui avete l'orto. Sì, l'orto di famiglia, abbiamo le zucchine, pomodori, fiori di zucca, raccogliamo tutti i giorni questi prodotti e poi li lavoriamo in cucina, cerchiamo di dare ai clienti massima genuinità. Poi abbiamo anche il reparto degli insaccati, formaggi, sì. Qui abbiamo tanti pascoli. Sì, abbiamo tutti i prodotti insomma, locali, salsicce che facciamo noi, anche i formaggi dal pastore, insomma cerchiamo di mantenere le tradizioni del posto. Ho visto anche che la salsiccia poi la mettete sott'olio. Sì, nel periodo invernale facciamo essiccare, poi li mettiamo sott'olio e si mantengono tutto il periodo estivo. Andiamo a presentare i piatti adesso. Allora abbiamo i gnocchetti, che questi vengono conditi con i fagioli. Sono un piatto proprio tipico di Nespolo, fatti con farina di grano bianco e farina di polenta di mais e quindi era chiamato proprio il piatto dei poveri, fatto con i fagioli perché nei tempi antichi era proprio il piatto tipico, c'era povertà e quindi si mangiavano queste cose fatte con acqua e farina. Il fagiolo sempre coltivato qui Coltivato in zona. Qui da noi, infatti abbiamo lì i fagioli borlotti proprio della zona. Vedo anche il farro. Abbiamo anche il farro, poi abbiamo i gnocchi fatti con il sugo di cinghiale, proprio gnocchi di patate. Poi abbiamo, li chiamiamo a Nespolo proprio cega mariti, un piatto anche tipico di Nespolo fatto con aglio e peperoncino, però ovviamente si possono fare anche con i funghi porcini, cacio e pepe, al tartufo, sono buoni. Poi un altro principe del territorio è il tartufo. Il tartufo, la specialità del nostro ristorante sono i ravioli al tartufo, ripieni con la ricotta di pecora e conditi con il tartufo. Ecco i tartufi, speriamo che quest'anno ce ne saranno in abbondanza perché c'è molta siccità, quindi siamo un po' con le dita incrociate, vediamo come va. Poi abbiamo i funghi porcini, questi sono proprio tipici pure del qui sono paese. Tutti boschi. Tutti boschi, facciamo insalatina a crudo con i funghi porcini, scaglie di parmigiano, che pure il periodo soprattutto dell'ottobrata sono molto richiesti, molto buoni. Poi abbiamo la coratella d'agnello, che anche gli agnelli comunque nella nostra zona ce ne sono in abbondanza, la trippa, la romana, perché noi siamo un po' al confine. Il periodo di ottobre ci sono anche le castagne, siamo circondati comunque dalle castagne, è bello fare anche delle passeggiate nel bosco e raccogliere questi prodotti che abbiamo. Parlando dell'agnello, poi qui lo abbiamo sia in scottadito che questo che qui è fritto panato pure, abbiamo cominciato a cucinarlo in questo modo e abbiamo visto che la clientela è molto appassionata dell'agnello anche fatto panato, se no lo facciamo anche scottadito alla brace. Abbiamo la griglia, maggiormente tutti i tipi di carne la cuciniamo sulla griglia, proprio la nostra tipicità. E poi vi dilettate anche con le marmellate. Con le marmellate abbiamo la marmellata di fragole che facciamo noi, abbiamo le piantine di fragole, quindi raccogliamo le fragole, di prugni, abbiamo gli alberi e la marmellata tipica dei pomodori verdi, sempre fatti con i nostri pomodori dell'orto, con un po' di peperoncino e è molto adatta sui formaggi che c'è un contrasto tra salato e dolce. Una domanda che facciamo sempre, ma che cos'è Nespolo per lei? Nespolo per me è... diciamo è il mio posto, il mio paese, la mia famiglia, tutto. Grazie ad Alessandra Salvati e noi continuiamo la nostra passeggiata alla scoperta delle curiosità di Nespolo. E adesso con Don Francesco Suseimani andiamo a presentare la comunità cristiana di Nespolo. Lei arriva dall'India? Sì,
E qua noi siamo la diocesi di Rieti. Io prima di tutto ringrazio a voi stare con noi in questo momento, trasmettendo questa chiesa al mondo intero. Quindi questa diocesi confina con due diocesi, diocesi di Tivoli e diocesi di Avezzano, l'ultima parrocchia della diocesi di Rieti. La chiesa di San Sebastiano Martire è il nostro patrono del paese. Noi abbiamo la festa da gennaio, perché 20 gennaio comincia la festa di San Sebastiano Martire e poi va la Pasqua e poi Pentecoste. Anche noi abbiamo la statua di Spirito Santo come una forma di colomba e specialmente prendono bambini femmine e fanno a casa la festa, ogni anno passa casa per casa. E poi a agosto noi abbiamo la festa di Madonna della Neve e poi noi abbiamo la festa di San Vincenzo Ferrer e Madonna delle Grazie, una seconda festa patronale del popolo di Nespolo. La comunità di Nespolo è fortemente attaccato con la fede di San Sebastiano Martire. E qui avete sia la pala d'altare che la statua. Sì, perché noi portiamo questa statua anche durante la festa, ci sono ragazze portare le statue e continuiamo questa festa ancora. Ho visto che poi avete anche due piccole cappelline. E quando entrate nel paese c'è San Antonio di Padova. San Rocco e fortemente loro sono legati con queste feste, due feste, anche fanno tradizionalmente. Questa è una chiesa che abbraccia tutti, perché da qui c'è un panorama sulle montagne bellissimo. Sì, perché un sacerdote, un frate carmelitano, veniva sempre agosto, un mese rimaneva qua. Quando ritornava diceva a me, io diventato giovane, perché qua aria pulita e una natura veramente invita tutti quanti a vivere tranquillamente. Ho visto anche il gonfalone della Santissima Trinità. Sì, noi abbiamo come Santissima Trinità è una festa fortemente attaccata al popolo di Nespolo, perché anticamente camminavano da qua e poi arrivavano alla Santissima Trinità. Adesso noi organizziamo ogni anno proprio il giorno della festa di Santissima Trinità e adorare questo santuario portando i nostri pensieri, i nostri problemi. Lei quando è arrivato a Nespolo? Io sono venuto qua nel 2003, stavo prima in un'altra parrocchia, Paganico e Sabino, e qua il vescovo mandato qua, sto qua. Qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza? In questo momento
anche in momento di riposo, tutti stanno in vacanza. Io invito specialmente anche i parrocchiani a riposare, specialmente in questo periodo. Venite qua, riposatevi e state nella presenza del Signore sempre. La Chiesa è sempre aperta per voi. Grazie parroco, e noi continuiamo il nostro itinerario alla scoperta di altre curiosità di Nespolo in provincia di Rieti. E Nespolo merita interesse anche per i suoi prodotti del forno. Qui abbiamo dolci, abbiamo pane, andiamo a presentarli con Rosita Salvati e abbiamo un privilegio perché lei è anche assessore al comune di Nespolo. Vediamo un po' che cosa ci ha preparato oggi. Abbiamo presentato un po' una selezione dei nostri prodotti. Il nostro forno l'abbiamo aperto 5 anni fa, è stato un desiderio di tutta la famiglia perché noi da sempre abbiamo svolto la panificazione a casa. Abbiamo continuato questa tradizione locale di utilizzare il lievito madre che vede lì e di panificare per tutta la settimana. Poi qui abbiamo tipo una ciambella. La ciambella è un prodotto tipico del nostro territorio, un prodotto nespolese che viene fatto con lo stesso impasto del pane, cotto con la stessa procedura, ma precede la cottura del pane stesso perché serviva in tempi dove non c'erano ancora i termometri moderni a temperare la temperatura del forno. Noi la proponiamo il 16 agosto durante i festeggiamenti in onore di San Rocco, c'è il quartiere di San Rocco, così chiamato, che la offre ai nespolesi ma anche ai gentili ospiti estivi accompagnato con un piatto di fagioli. Tanta gente arriva, poi anche ciclisti, persone che praticano il trekking per mangiare la pizza. La pizza rossa e la pizza bianca, la nostra focaccia, la serviamo anche imbottita con dei salumi. Poi abbiamo i dolci, tra cui so che c'è un dolce di punta proprio. Sì, assolutamente, è il serpentone, che è quello che vede lì in fondo, ed è un dolce particolarissimo sia per la sua natura, per la sua storia, per la tradizione, ha origini molto antiche. Io ho riscoperto un po' attraverso le interviste alle persone più anziane del paese, sono risalita a una forse delle ricette originarie. È un dolce che ha una forte simbologia perché veniva consumato durante il periodo natalizio. La forma del serpente in qualche modo rimanda alla ciclicità, al cambio delle stagioni, al passaggio dal vecchio al nuovo anno, quindi come il serpente muta la pelle c'è quasi una simbologia anche di trasformazione e di cambiamento, e soprattutto viene utilizzato anche oggi, viene comprato per essere consumato in famiglia ma soprattutto per essere regalato come simbolo e augurio, auspicio di abbondanza. All'interno c'è un impasto di frutta secca, uva sultanina, miele e cacao avvolto in una sfoglia dolce croccante. Poi abbiamo le crostate. Le crostate sicuramente con varie marmellate, noi utilizziamo anche marmellate che hanno un'alta percentuale di frutta e addirittura utilizziamo la farina di frutta. Interessanti sono anche le pizze fritte, che sono sempre legate alla nostra tradizione contadina, venivano accompagnate con dei formaggi spesso e dei salumi. Questo piatto viene proposto in una sagra che organizza la nostra Prologo il mese di agosto e ne fanno anche una versione dolce con la Nutella che insomma è sicuramente da assaggiare. Per i più giovani, assolutamente. No? Vediamo gli altri dolci poi. Gli altri dolci sono la biscotteria secca, quindi ci sono i biscotti della nonna, sempre una tradizione locale, sempre una ricetta che io ho cercato all'interno del ricettario del posto, e sono fatti con uova, quindi ingredienti molto semplici, uova, farina, un po' di lievito, olio e zucchero. Poi abbiamo tipo un ciambellone. Il ciambellone, il classico ciambellone che si spende sempre benissimo, insomma, per le colazioni, che piace un po' a tutti.
prima parlavamo, no? Lei è assessore e qui l'assessore fa un po' tutto. Sì, assolutamente. Qui l'assessore fa la parte amministrativa, la parte pratica, ci occupiamo tutti di tutto e questo è anche la forza del nostro paese. Abbiamo moltissime persone che amano il territorio, che lo vivono, che stanno investendo in questo territorio il loro tempo, le loro professionalità e soprattutto abbiamo moltissimi abitanti che ci aiutano in tutte quelle mansioni quotidiane che vanno dal spazzare le strade, l'organizzare le feste. Diciamo che sotto il punto di vista sociale è un paese estremamente ricco di risorse. Chiudiamo con un invito. Assolutamente, vi aspettiamo a Nespolo e saremo felici di ospitarvi. Grazie a lei. Rosita, e quindi Nespolo merita una visita. Per tutti gli approfondimenti potete consultare il sito tv2000.it/Borghi d'Italia. Noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana. Buone passeggiate a Nespolo in provincia di Rieti e mi raccomando, viaggiate in sicurezza. Ciao!